Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Agrigento, rappresentato da Gino Buscemi, interviene oggi sul concerto del Volo nella Valle dei Templi. A 10 giorni dalla prima nota, per sottolineare che non solo non c'è stata alcuna correzione soddisfacente rispetto a quanto inizialmente comunicato a mezzo stampa, ma si riscontrano ulteriori criticità, tra cui l'evento, anziché da fungere da veicolo promozionale, è diventato motivo di ilarità nazionale a causa del dress code obbligatorio, cioè abita in stile invernale, con relativi capispalla, nonostante a fine agosto nella Valle dei Templi si prevedono temperature di circa 29 gradi. Secondo punto, si è assistito a un enorme regalo a Mediaset, i cui principali azionisti si sono anche i proprietari di Forza Italia, il partito del presidente della regione Schifani. Queste somme avrebbero potuto, per 5 Stelle, essere utilizzate più proficuamente per altri eventi come interpreti internazionali capaci di attrarre decine di migliaia di persone da tutta Europa durante i mesi morti per il turismo, parliamo di ottobre e novembre. In questo caso le TV avrebbero dovuto pagare la possibilità di registrare o mandare in onda l'evento senza aggravi per le casse pubbliche. Tuttavia questo avrebbe richiesto buonsenso, capacità di programmazione, qualità di cui le attuali amministrazioni sembrano essere prive. Il terzo punto, afferma Gino Buscemi, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle di Agrigento, la presunta quantificazione del regalo a Mediaset, considerando che le spese e i costi sono stati coperti con fondi pubblici. L'emittente potrà incassare attraverso gli spot pubblicitari delle 2 serate di trasmissione del concerto una somma che oscilla tra i 950 e 1.300.000 euro, con rischio di impresa azzerato a nostro danno.